Crotti, ci può insegnare cortesemente qual è la differenza tra il canale scolmatore e l'idrovia e se ha anche un numero di dati per quanto riguarda la presenza fluviale in Veneto? Allora, il discorso canale scolmatore e idrovia bisogna essere un po' precisi. Siccome il termine canale scolmatore viene usato da coloro i quali vogliono principalmente la camionale, questo può aver suscitato degli equivoci e dato adito a altre idee assimilando l'idrovia al canale scolmatore. Il canale scolmatore nel progetto della camionale è un canale da 200 metri cubi di portata al secondo, che poi all'altezza di mira devia su un canale che ne porta 80 metri cubi, il che sarà un disastro annunciato. L'idrovia invece da 400 metri cubi è il doppio ed è solo lei in grado di assolvere alle funzioni idrauliche per Padova e la zona compresa tra Padova e Venezia. Ha un numerico più o meno di fiumi, insomma, in Veneto, e qual è il flusso continuo che devono sobbarcarsi, insomma, questi canali, soprattutto nel cittadino? Non ho capito bene la domanda, ma il discorso secondo me si può ridurre a quello che ha sempre sostenuto il professor Dal Paus, che praticamente avendo costruito un casino, soprattutto nella zona delle foci, dei fiumi, e quindi si intende sia il Piave come il Livenza, come l'Adige, eccetera, e il Brenta, adesso ci troviamo praticamente ad avere come degli imbuti dove la parte più larga è a monte e il sedime più stretto è a valle. Appunto le chiedevo proprio questo, quanta acqua, in poche parole, per farla breve, arriva a valle, se ha una cifra indicativa? No, in questo momento ogni fiume ha la sua caratteristica, io adesso non mi sono concentrato... Questo vale anche sui residui che trasporta a valle, giusto? Ognuno è differente dall'altro, lo sottolineiamo. Sì. Vale anche per i residui che portano a valle, e l'idrovia, visto che mi parla di sedimenti, avrebbe anche un ottimo effetto in quella parte sud della laguna, perché potrebbe portare del sedimento naturale che è stato portato via dagli scavi per fare il canale dei Petroli, e magari domani vogliono fare anche il canale Contorta.